Buon pomeriggio, ben ritrovati, Sicilia 24 Focus. Felicità, e apriamo con questa parola: felicità, baci, abbracci, gioia. E l'emozione che hanno saputo trasmettere i giovani portatori della sindrome di Down, che ieri hanno inaugurato insieme alle loro famiglie una casa tutta per loro a Catania. Noi oggi partiamo da lì per raccontare un po' del loro mondo, perché noi che ne abbiamo appunto la percezione di gioia e felicità probabilmente, anzi certamente, non riusciamo a cogliere profondamente cosa c'è dietro quei sorrisi, quegli abbracci e quella voglia di felicità. Ne parliamo con gli ospiti di oggi. Saluto e ringrazio per essere qui con noi Anna Papale, presidente dell'Associazione Futuro 21, che ha messo in piedi questa bellissima iniziativa di una casa per noi, che ha avuto vita, che è iniziato il suo percorso ieri. E c'era anche lui ieri, solo che adesso lo troviamo all'Oasi di Troina, perché insomma c'è un convegno molto importante dedicato proprio al tema della disabilità, e non solo. Il professore Filippo Caraci, che saluto e ringrazio sempre per le sue importanti presenze nei nostri focus, ordinario di farmacologia all'Università di Catania e poi responsabile dell'IRCCS, che sta per Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico, giusto? A carattere scientifico, sì, all'Oasi di Troina. Unità operativa. Buon pomeriggio, professore, l'abbiamo rubata, un convegno molto importante. Di che cosa vi state occupando in questa giornata a Troina? Grazie intanto a voi sempre per la sensibilità sul tema delle disabilità e sulla questione legate a come comunicare la ricerca alle famiglie. Oggi il congresso è focalizzato sulle disabilità e con un focus anche sui disturbi dello spettro autistico, ed è rivolto alle famiglie, agli insegnanti, agli educatori, e si parlerà anche di farmacologia e si parlerà anche del progetto europeo ICOD, ma non dico altro. E grazie, saluto la presidente di Futuro 21, che è Anna Papale, e grazie ancora a voi. Allora, presidente, meglio mamma. Meglio mamma, sì, è assolutamente così, perché loro sono prima di tutto mamme e papà di questi giovani straordinariamente, come dire, attrattivi, no? Perché è indubbio che nella collettività il portatore della sindrome di Down ha proprio una caratteristica di attrattività rispetto all'altro, per questo modo, per questa capacità di coinvolgere e di emanare gioia. È un luogo comune o ci abbiamo azzeccato? Un po' è un luogo comune, perché sì, diciamo che loro sono dispensatori di gioia e di buon umore, però sono anche, come tutti quanti, con i loro momenti di crisi, i loro momenti di nervosismo, però diciamo che nella totalità, nel loro modo di vivere e di affrontare le cose c'è molta positività e molta voglia di dimostrarla anche agli altri. Ecco, stiamo vedendo le immagini che sono state girate ieri, peraltro anticipo che nei nostri telegiornali, ecco, chi è questo con gli occhiali? Ah, questo ragazzo con gli occhiali che si chiama Ivan. Allora, Ivan è la sua fidanzata, era accanto. È la fidanzata, abbiamo conosciuto tutta la famiglia, va bene. Allora, la mamma di Ivan, ma ci sono naturalmente tante famiglie, tanti genitori, dicevamo, dietro questi sorrisi tanto impegno e tanta fatica, no? Per riuscire ad arrivare a un momento, come dire, anche di stabilizzazione del fenomeno. Diciamo che è un viaggio che intraprendi inconsapevolmente quando nasce un bambino con una disabilità. Per noi è stata la sindrome di Down, e quindi intraprendi un percorso che non sai bene cosa ti porterà e dove ti porterà. Tante volte ti abbatti, tante volte ti scoraggi, però per quello che mi riguarda e quello che riguarda soprattutto la quasi totalità dei genitori che fanno parte di Futuro 21, la voglia e la forza di andare avanti e la positività ce l'hanno data loro e ce la danno loro giorno per giorno. Allora, io anticipo che ieri vi ha fatto visita una nostra troupe, è venuta la collega Adelaide Barbagallo, ringrazio tra l'altro per questo il collega Lucio Di Mauro, che si sta prodigando tanto, perché il fatto è questo, cioè che i colleghi quando sposano una causa bella come questa poi ci mettono il cuore
cuore ed è la cosa più giusta e più bella. Dicevamo, ma che cos'è casa, diciamo, che cos'è questa casa per te? Cioè, che cosa si svolgerà? Perché una ragazza ha detto l'importante è che facciamo cose che ci rendano felici. Allora, intanto noi siamo Futuro 21, l'associazione Futuro 21. Il progetto Una casa per noi nasce dall'esigenza che i nostri figli ci hanno sempre trasmesso da quando magari già hanno passato l'età scolare, quindi anche perché poi lì ti devi inventare qualcosa, perché i ragazzi con disabilità purtroppo qui parlo del sud, spero che al nord magari sia un po' diverso, ma la situazione non è così tanto diversa. C'è un po' di vuoto, c'è il nulla, perché non c'è nessuna attività e non c'è nessun supporto e aiuto che ti possa garantire la crescita nell'autonomia e quindi noi come genitori ci siamo messi insieme, abbiamo fatto qua, appunto, ho detto qui dobbiamo fare qualcosa. I nostri ragazzi vogliono andare a vivere per conto loro, si vogliono fare la loro vita, vogliono andare a lavorare, hanno le esigenze che hanno tutti i ragazzi della loro età, perché arrivato a una certa età tu capisci che poi ti vuoi sganciare dalla famiglia, lavori o vai a vivere con la fidanzata, cioè, diciamo che quella più o meno è, e loro hanno gli stessi desideri, sogni di quello che è nella normalità dei ragazzi che vogliono. Però insomma, e abbiamo intrapreso questo lei percorso. sta dicendo che mancano dei supporti, cioè in realtà c'è bisogno di tanto. Diciamo che quello che vediamo a Casa Futuro 21, il progetto Una casa per noi, è tutto merito delle famiglie. Quindi nasce su un'auto... Siamo noi che ci gestiamo, la struttura è familiare. Quindi non c'è stato un aiuto, un sostegno, un interesse economico? Assolutamente no, noi siamo stati aiutati da persone che abbiamo fatto delle raccolte fondi, persone che ci conoscono e conoscono i nostri figli, che hanno delle imprese, che hanno delle proprie attività, ci hanno aiutato. Allora, cercheremo di capire adesso fra poco, anche proprio nel dettaglio, no? A chi possiamo rivolgere sempre degli appelli, perché le istituzioni, insomma, devono avere anche la possibilità di sapere esattamente dove devono agire, e noi gli daremo dei suggerimenti. Assolutamente. Allora, professore Caracci, la vita pratica, la vita di tutti i giorni, molti di questi ragazzi poi diventano ovviamente uomini, si fidanzano, lavorano, ma indubbiamente la ricerca va avanti su progetti che promettono una speranza, un sostegno farmacologico per cercare di implementare, di accentuare le capacità cognitive di queste persone, e c'è un progetto molto importante di caratura internazionale che lei sicuramente sarà in grado di spiegarci, come sa fare sempre, con i termini più semplici. Grazie, ci proverò. Insomma, il progetto europeo ICOD, acronimo che indica appunto Improving Cognition in Down Syndrome, nasce per studiare le funzioni cognitive nella sindrome di Down in soggetti tra i 18 e i 35 anni. Abbiamo iniziato con questo sottogruppo pur consapevoli che il deficit inizia ben prima. E una delle mission di questo progetto è non solo migliorare la diagnosi dei deficit cognitivi, ma studiare la possibile efficacia e tollerabilità di una nuova classe farmacologica, gli inibitori del signaling del recettore per i cannabinoidi. Questa è un po' l'unica parola difficile che devo citare, ma che già abbiamo citato nella precedente trasmissione. Siamo in presenza di una nuova classe che ha, a giudicare dai primi studi della fase 1, una ottima tollerabilità e un eccellente profilo di sicurezza. Si è conclusa positivamente già da 6 mesi la fase 1 dei volontari sani. L'obiettivo del progetto europeo, che vede diversi partner che elencherò, a cominciare dal coordinamento di Barcellona, il professor Raffaele Della Torre, Elis Pharma, che ha sviluppato il farmaco AF0217, e gli altri partner come Jérôme Lejeune. L'Italia è presente come Oasi Troina e Università di Catania. C'è un accordo quadro che regola il rapporto tra queste istituzioni. Permettetemi di ringraziare veramente in questo senso l'Oasi, che ha sempre fornito un supporto. Qui oggi c'è il congresso sulle disabilità intellettive voluto dal dottor Finobuono, e questa è la sede in cui si sono svolti già i primi simposi in cui abbiamo invitato le famiglie a parlare del progetto europeo. Ovviamente io sono
un ICT farmacologo e ho cercato sempre di come dire, mettere in rapporto queste due istituzioni per fare terza missione, che è anche quella di comunicare alle famiglie i risultati della ricerca. Sempre parliamo all'università di didattica e ricerca, per carità le due mission essenziali, ma veramente per un ICT questo è sempre stato in più volte, più condizioni, in più occasioni sottolineato dal nostro magnifico rettore, dal professor Francesco Priolo, che uno degli obiettivi dell'università è quello della sua terza missione, cioè dell'impatto della conoscenza sulla vita di ogni giorno. Ora, un progetto europeo di questo tipo ha l'obiettivo, permettetemi, non solo e non tanto solo di studiare un nuovo farmaco, anche se innovativo, ma anche quello di prendere in carico il problema della sindrome di Down. Le famiglie ci chiedono, la Commissione europea ci chiede sugli account Twitter dedicati, su tutti gli strumenti possibili, di disseminare, di diffondere gli avanzamenti del progetto, ed è per questo che ci vediamo periodicamente con le famiglie in Spagna, in Francia e in Italia. Certamente Futuro 21 è tra quelle che ha risposto maggiormente, ma anche l'IPD e il Core Down a livello nazionale stanno rispondendo. Comunicare la ricerca in modo semplice, perché è uno degli obiettivi più importanti del fare ricerca, non solo quello di studiare il farmaco in sé. Professore, allora ce lo comunichi. A che punto siamo? Cioè, ce lo dica, dia questa informazione, anche perché mi sembra di capire, insomma, che certo non si tratterà di un farmaco di quelli che prendi una pillola e risolvi, no, tutti i problemi, no. Però sicuramente sarà un sostegno, un aiuto importante. Quando potremmo pensare di iniziare a sperimentare poi la molecola? Grazie della domanda, perché è bene anche con grande correttezza spiegare alle famiglie i tempi che devono essere a volte, spesso, non dico lenti, ma quelli giusti, prima di tutto per garantire tollerabilità e sicurezza in una popolazione speciale come le persone con sindrome di Down. Questa fase 2 che è iniziata, la fase 1-2, in realtà già un primo gruppo di persone con sindrome di Down attualmente reclutate in Spagna, hanno superato le 40 unità. Io stamattina ho sentito il professor Rafael Della Torre, che è il coordinatore del progetto a Barcellona, e guardate che anche questa fase di reclutamento è stata molto delicata, perché le famiglie ci hanno giustamente chiesto subito: bene, questo è un farmaco che riduce il tono degli endocannabinoidi nel cervello. Ma di che cosa stiamo parlando? Le famiglie ci chiedono: ma perché gli endocannabinoidi sono così alti nei nostri ragazzi? Sì, questo livello di endocannabinoidi più alto può disturbare la memoria di lavoro, può disturbare le funzioni esecutive. Allora ridurre con un farmaco selettivo questo ipertono senza, come dire, alterare la fisiologia e il funzionamento di questi recettori significa non solo migliorare la funzione cognitiva, non è questo il primo obiettivo. Il vero outcome è migliorare l'autonomia e la qualità di vita delle persone con sindrome di Down. Ecco, lei con grande naturalezza ha detto livello alto di endocannabinoidi. Allora, per diciamo lo spettatore, ma anche per la sottoscritta, perché hanno questo livello alto? È proprio una caratteristica. È una caratteristica. Nella sindrome di Down è stato visto che ci sono queste due sostanze, che sono l'anandamide e il 2-arachidonilglicerolo, che noi produciamo continuamente come mediatori che controllano il rilascio di neurotrasmettitori a livello sinaptico, per ragioni che non sono ancora completamente note, sono a livelli molto più alti, e questo va a disturbare il funzionamento di alcune sinapsi e di alcuni network, di alcuni circuiti che sottendono il funzionamento cognitivo, per capirci la memoria di lavoro in primis, la flessibilità cognitiva. Noi siamo abituati in farmacologia a pensare a farmaci in passato che bloccavano tutte le attività dei recettori. In realtà adesso questa nuova classe farmacologica andrebbe a spegnere solo la parte patologica, la parte iperattiva, in modo da abbassare, se mi consente la terminologia, il rumore di fondo, e riuscire ad aumentare anche parzialmente le capacità anche di apprendimento e di memoria verbale. Tutto questo però integrato con approcci non farmacologici, con una visione olistica ampia, cioè non vorrei che passasse un messaggio riduzionista: il farmaco fa tutto. Il farmaco agisce dentro la famiglia, dentro un sistema che lo accoglie,
attraverso una migliore valutazione diagnostica del deficit cognitivo con l'aiuto delle famiglie. E credo che questa sia una frase emblema, cioè fondamentale. Io parlavo prima della diretta proprio con Anna, ci diamo anche del tu perché l'abbiamo fatto prima, lo facciamo anche adesso. Parlavo con Anna e giustamente Anna diceva qualsiasi persona, se non entra in un progetto di, come dire, no? di aiuto, di sostegno, qualsiasi persona, sindrome di Down o meno, se non diamo le opportunità di crescere a un individuo, quindi immettendolo in progetti di crescita, chiaramente non crescerà. E questa cosa, la stimolazione, è fondamentale chiaramente da parte delle famiglie, da parte della scuola, da parte di tutti quelli che sono gli istituti che dovrebbero ovviamente dare una mano per la crescita e l'evoluzione di queste persone. Ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa e torniamo tra poco. Non andate via. Seconda parte del nostro focus di oggi dedicato al mondo della sindrome di Down. Allora Anna, presidente, non mi piace tanto questa parola, però. Mamma, che però diciamo non si affida, come dicevamo, soltanto alla speranza di un farmaco, ma ha diciamo intrapreso anni di percorsi, di attività per suo figlio. Ma ci sono anche delle cure però, no? Ci sono ovviamente anche delle cure che vengono fatte oppure no? Piuttosto che cure sono attività riabilitative per quanto riguarda il linguaggio, la psicomotricità, quello che da piccoli man mano, perché poi sono percorsi che durante poi la crescita abbandoni, perché poi in autonomia loro la riabilitazione maggiore è quella di essere integrati e far parte in maniera attiva e fattiva della società, come la relazione con gli altri, il rapporto con le persone tra virgolette normodotate riesce a tirare fuori poi quello che effettivamente ognuno di noi abbiamo dentro, perché io ti posso dire che Ivan è stato il primo figlio, quindi poi dalla terapista che lo aveva in cura la prima cosa che ci ha detto: fate un altro figlio. E quindi nella quasi immediatezza è nata un'altra figlia, e quindi questo rapporto di stare con gli altri, crescere, essere tirati, trainati, questo fa crescere tutti. Perché... Qual è stato il momento di maggiore sconforto e il momento invece di maggiore ripresa emotiva della vostra famiglia rispetto a questa situazione? Maggiore sconforto per quanto mi riguarda è stato quando a Ivan è stato diagnosticato, ancora aveva pochi mesi di vita, un foro interatriale. Lì ci hanno detto che forse si doveva operare, quindi questa cosa infatti un attimino, vabbè, diciamo che poi l'ha superata e in maniera anche inaspettata da parte del dottor Guarnera, che l'ha avuto in cura al Centro Cuore Morgagni, e da lì poi è stato un crescendo. Ivan mi ha dato ogni giorno e ogni anno della sua vita soddisfazioni, e sorprendendomi sempre per tutto quello che fa e per tutto quello che certe volte noi magari pensiamo che non riescano a fare o a capire, invece è tutto un mondo che ha bisogno di essere scoperto giorno per giorno. Allora, professore Caraci, è un mondo che bisogna scoprire giorno per giorno, è un mondo abbastanza ampio, no? Perché il fenomeno conta numeri anche importanti nel nostro paese, forse anche in crescita, è possibile? Sì, grazie Roberta di questa domanda, perché ecco, uno si aspetterebbe con la diagnosi prenatale, che in realtà i numeri stanno aumentando, come stanno aumentando anche l'aspettativa di vita. Tenete presente che in Italia un tempo, e questo l'ho visto negli anni anche interagendo per i vari progetti di ricerca anche con ANFAS, che approfitto per ringraziare, ma anche con AIPD, che in realtà l'età media è andata ben oltre i 60 anni. Oggi abbiamo persone con sindrome di Down che hanno un rischio aumentato, ricordiamolo, di sviluppare malattia di Alzheimer, perché la triplice copia del cromosoma 21 porta anche un rischio di accumulare beta-amiloide, che è una proteina che è importante nella fisiopatologia dell'Alzheimer. Per cui le famiglie quello che ci chiedono non è solo di non dimenticarci di loro nel deficit cognitivo già presente dai primi anni di vita fino all'età adulta, ma anche di quel particolare deficit cognitivo che si può osservare dopo i 40 anni e che è legato a un fenotipo di tipo Alzheimer o anche al fenotipo depressivo, che è molto presente. Quindi una presa in carico, per farla breve, da parte di un'istituzione non può essere per
per un periodo, ma per tutta la vita. Questo è quello che è veramente difficile. Per esempio all'IRCS Oasi questa situazione si realizza per cui vengono seguiti dalla nascita fino ai 50, ai 60 anni, laddove possibile. E questo è un esempio di come due istituzioni, l'università e un istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, devono trovare all'interno di un accordo quadro che è stato voluto, ripeto, da Rettore, dal Presidente dell'Oasi, una strada comune per fare terza missione, perché il problema è fare ricerca, anche comunicarla alle famiglie, ma anche adottandomi, passatemi questo termine, questa visione longitudinale, che è quella che chiede la famiglia, non un problema risolto oggi, ma una presa in carico anche da un punto di vista farmacologico per lungo termine. Infatti le famiglie in Spagna ci hanno chiesto questo: quanto lo potremo prendere questo farmaco? Sarà per 1 anno, 2 anni, 10 anni? Questo è l'altro problema. Quanto lo potranno prendere, a che età? Anche col professore ci siamo parlati su questo, e chiaramente insomma c'è anche un range, no, di età verso il quale si dirige questo progetto. Sì. I requisiti regolatori per ora che ha voluto l'EMA sono quelli della fascia 18-35 anni, però va detto che gli enti regolatori, AIFA in Italia particolarmente, ma anche EMA, consentono, dopo l'acquisizione dei primi dati, di sottoporre un secondo dossier per le estensioni in fase pediatrica e scendere già a un'età di 14-15 anni. È chiaro che per ragioni regolatorie stiamo partendo con questa fascia, ma la domanda che mi fate voi è la domanda che hanno fatto in Spagna Rafael Della Torre e tutte le famiglie spagnole quando eravamo a Madrid il 21 marzo, questo giorno così importante, il 21 marzo, che è la giornata mondiale della sindrome di Down, in cui si parla spesso di argomenti legati alla ricerca, e che noi abbiamo deciso ogni anno di dedicare all'ICOD Symposium, cioè il simposio che racconta le novità sul nostro progetto, si svolge il 21 marzo per le famiglie. Ecco, il professore parlava ovviamente del suo punto di vista, no? Mi sembra che possa fare questo, e lo fa anche molto bene, mi diceva Anna, perché insomma il vostro è un rapporto datato nel tempo, un incontro felice, è un punto di riferimento, ma Anna parlava dell'assenza invece di altri appigli, cioè il mettere insieme queste anime, no? E che poi nasce il progetto, nasce la casa, nasce la volontà di metterli insieme per l'autonomia, è tutto fatto da loro, ed è fuor di dubbio che queste famiglie avrebbero bisogno di un sostegno. Possiamo chiedere, possiamo fare un appello immediato, proprio di quelle cose base, cioè le necessità base. Allora, le cose che a tutt'oggi come associazione a noi servirebbero è quella una presa in carico, magari non in total carico, ma magari in una parte, nella gestione di quelle che sono le spese della casa, gestionali di affitto e utenze, magari chissà il comune o l'ufficio ai servizi sociali, quelli che sono gli organi preposti a fare questo, magari ben vengano. Però come ti dicevo prima, noi ci siamo sempre avvalsi di operatori, anzi siamo stati fortunati, devo essere sincera, perché conosciamo da tempo una realtà che all'interno ha degli operatori molto importanti, che è la cooperativa Controvento, che sono giovani, e quindi i ragazzi in loro hanno trovato dei coetanei che sono però anche professionisti e li hanno guidati. Ecco, però a parte l'assistenza ci deve anche essere la grande volontà, per esempio, delle aziende, no? Ad aprire le porte a questi giovani, a questi ragazzi. Molti di loro lavorano, sì. Tuo figlio ha iniziato un percorso, ha fatto un percorso a Barcellona. Quindi io credo che, ecco, sensibilizzare sia quasi un obbligo da parte anche nostra, quindi continueremo a parlare. Se ci darete insomma anche delle notizie, delle novità in merito, saremo pronti a farlo. Professore Caraci, ci sono siamo quasi alla fine, no? Ci sono degli elementi di unione, possiamo dire un filo conduttore in quelle che sono le difficoltà appunto nell'autonomia di questi ragazzi, o è tutto graduale, cioè ci sono diversi gradi della sindrome, oppure questi ragazzi tutto sommato hanno delle analogie comportamentali?
E allora, premesso che io sono un neurofarmacologo, come voi sapete bene, e vanno ricordati qui tutti anche i clinici che ci stanno aiutando, non solo all'OASI, ma anche quelli, permettetemi di ringraziarli, della task force. Voi parlavate prima di sensibilizzazione. Esiste un gruppo in Italia, la Down Syndrome Task Force, voluta da Lucio Nisce, che sta in questo momento riunendo tutti quelli che fanno ricerca in Italia sulla sindrome di Down per raccontare e creare insieme ai colleghi dei vari enti, anche creare dei modelli di approccio al clinico globale che sia uniforme. È chiaro che se parliamo di fenotipi, passatemi questo termine, cognitivi, il deficit della memoria di lavoro è proprio un tratto caratteristico che si osserva già dai 12-13 anni ed è abbastanza comune. Poi c'è un'enorme variabilità dei fenotipi comportamentali, come anche nel sottotipo anche di depressione che si può osservare tra i 30 e i 40 anni. Però quello che ci ha sorpreso all'interno della task force, ma anche con altri gruppi, che questo tratto comune probabilmente richiede anche una presa in carico diagnostica diversa. Per esempio, anche lo strumento, noi farmacologi abbiamo bisogno negli studi clinici di avere delle misure di outcome, cioè misurare l'effetto del farmaco, ma questi strumenti devono essere ampi. Ecco, in questo progetto e all'OASI, ma non solo all'OASI, resterà questo strumento sul tablet, 20 minuti, che si chiama NIH Toolbox, che in modo rapido consente di valutare le funzioni cognitive nello stesso modo qui a Barcellona, a Parigi, al Jérôme Lejeune, avere in 30 minuti una visione globale delle aree deficitarie su cui puntare anche la riabilitazione oltre che il trattamento farmacologico. Speriamo quindi in questo e umilmente cerchiamo di portarlo avanti. Professore, grazie infinite. La lascio ovviamente alla sua relazione all'Oasi di Troina e le auguro naturalmente un buon lavoro, pronti sempre a ricevere buone notizie per quello che riguarda le scoperte che state portando avanti con grande cuore, con grande passione. Grazie al professore Filippo Caraci, grazie naturalmente a questa mamma. Grazie a te, grazie allo spazio, perché di questi spazi effettivamente ce ne vogliono tanti, perché come dici tu dobbiamo dare visibilità a quelle che sono tutte le sfaccettature della società, del sociale. I nostri ragazzi sono parte integrante, quindi perché non farlo? Assolutamente. Grazie e buon lavoro naturalmente Grazie a voi Roberta. e anche buon divertimento a questi ragazzi meravigliosi che spero di conoscere molto presto. A tutti voi grazie per averci seguito. Il nostro appuntamento con il Focus tornerà martedì prossimo, siamo a fine settimana e dunque grazie per averci seguito. Volevo ringraziare Lucio Di Mauro.